quelli ancora attivi possono essere comunque contestati. Indubbiamente sì, possono essere perfettamente contestati in quanto non omologati. Non lo dico solo io, lo dicono anche persone più eminenti del sottoscritto, non è cambiato nulla. Giudizio chiaro quello dell'Associazione Nazionale Maggior Tutela che da anni assiste gli automobilisti sanzionati dagli autovelox. Il decreto del Ministero dei Trasporti ha dettato le regole, ma i rilevatori devono essere testati per poi ottenere l'omologazione secondo i nuovi parametri. In Veneto si contano 738 autovelox distribuiti in tutte e 7 le province e montati in 283 comuni, con Padova al primo posto con ben 19 dispositivi. Di questi 464 hanno il limite noto in postazione fissa. Dal 12 luglio, data di applicazione del decreto ministeriale, in regione ne sono stati spenti 84, di conseguenza 380 sono operativi, pur mancando, secondo l'avvocato Capraro, dei controlli da parte di certificatori e il relativo rilascio di omologazione. Un buco amministrativo che rischia di innescare un altissimo numero di ricorsi alle prefetture con relativo annullamento delle sanzioni come già successo finora. E proprio da chi è stato tra i primi a presentare i ricorsi sugli occhi elettronici arriva un suggerimento alle amministrazioni che possiedono e gestiscono gli autovelox. Il mio consiglio spassionato è che al momento li tengano tutti spenti, provvedano a far sì che lo strumento venga sottoposto a procedura di omologazione e dopodiché possono riaccenderli tranquillamente.